Elisabetta Vulcano del Centro Studi Riviera del Brenta, mi occupo del territorio in cui viviamo, della Riviera del Brenta appunto da tantissimi anni. Dolo è il fulcro della Riviera del Brenta, è un paese che offre tantissimi edifici con una memoria storica incredibile ed è l'unico paese della Riviera del Brenta che ha subito, anche se è stata una cosa positiva, l'influenza veneziana. Siamo dentro a una chiusa, il comune di Dolo è stato uno dei pochi comuni, compreso anche il comune di Mira, che le ha in qualche modo valorizzate e qui le ha riportate a quello che era un po' il loro scopo originario. Le chiuse o conche di navigazione o porte semplicemente nel nostro dialetto sono degli ascensori d'acqua che aiutavano a superare il dislivello tra le città di Padova e Venezia. L'attraversamento delle chiuse era un momento molto lento perché non erano ovviamente automatizzate e quindi la chiusa diventa in qualche modo una piazza, cioè finché si aspettano tutte queste operazioni di attraversamento delle imbarcazioni la popolazione scendeva e cercava di passare al meglio il tempo che aveva a disposizione. Si calcola che un tempo ci servisse circa un'ora per attraversarle. Ed ecco per questo motivo che attorno alle chiuse nascono i primi luoghi, noi li potremmo chiamare bar, i primi luoghi di ristoro. E quindi questi primi luoghi di incontro dovevano in qualche modo aiutare a far passare il tempo. Quando qualcuno nota che la nostra Riviera del Brenta è un insieme di paesi in linea senza una piazza, fa una considerazione giusta per metà, nel senso che è vero che non c'è una piazza vera e propria, non c'è, manca, ma è anche vero che un tempo tutte le funzioni della piazza venivano assolte dalle chiuse.